del significato del sacramento che avete celebrato, per essere pienamente liberi di viverlo? Siete disposti nella via del matrimonio ad amare, ad onorare l'altro per tutta la vita? Sono i momenti in cui c'è da ridire, però continuiamo, promettete con la grazia di Cristo di essere fedeli sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amare e onorare tutti i giorni della vostra vita. Il Signore Onnipotente Gesù confermi il consenso che avete ora rinnovato davanti alla Chiesa e si dedichi di colmarvi della sua benedizione. Non osi separare l'uomo da ciò che vi unisce. Amen. Benedetto sono io li benedico e dopo mettete. O Signore, santifica e benedici l'amore di tuoi sposi, l'anello che portano come simbolo di fedeltà, e richiami continuamente al vicendevole amore per Cristo nostro Signore. Poi consegniamo la pergamena ad Angelo Tarroni, Anna Bertoni, 17 giugno del 62, a Santa Maria della Piana. Il prete era Don Guido Sansovino, che già vive per 40 giorni. Tanto voi vedete gli anelli, poi preparate il canto dello Bertoni. Preghiamo i fedeli. Quanti eravate il giorno del matrimonio? Una settantina, qui siamo in dritto oggi. C'è anche la gente fuori dalla cappietta. E poi non finisce qui, dopo